Era l'8 marzo 2020 e Savino Del Bene Scandicci, Bartoccini, Fortinfissi, Perugia non si giocò per l'esplosione della pandemia di Covid-19 che interruppe il campionato. Nel fine settimana appena trascorso la partita tra Toscane e Umbre, valida per l'esordio casalingo di Scandicci e per il secondo turno della nuova stagione di Serie 1, è finalmente andata in scena. A vincere la Savino Del Bene di coach Barbolini che, nonostante le fatiche europee affrontate in settimana, si è rivelata in grado di ribaltare e aggiudicarsi un match in cui ad andare in vantaggio era stata la Bartoccini Fortinfissi Perugia. La squadra di Bovari, reduce dal KO della prima giornata contro Chieri, è infatti scesa in campo con grande determinazione e, trascinata da Ortolani, Avelkova e Angeloni, ha fatto sua la prima frazione per 17-25. Dopo un primo set di difficoltà con Barbolini a pescare dalla panchina per provare a cambiare le carte in tavola, nel secondo set la Savino Del Bene ha trovato il giusto equilibrio e con il ritorno in campo di Malinov, alla prima uscita stagionale dopo l'operazione al ginocchio, si è presa il set per 25-20, con Stisiak, grande protagonista nel finale di frazione. 25-22 invece il risultato del terzo set, con Scandicci sempre avanti nel punteggio, in grado di vincere e di ribaltare il conto dei set. Sul 2-1 la Savino Del Bene non ha approcciato al meglio l'avvio di quarta frazione, ma a metà set ecco l'allungo decisivo delle giocatrici scandiccesi. Perugia, per la verità, nel finale ha trovato anche il pareggio sul 20-20, ma a chiudere il set e la partita a proprio favore è stata la Savino Del Bene che, al primo match casalingo del campionato, ha conquistato il primo successo da 3 punti della stagione. Yeah, I think Perugia came out really strong, and we were not expecting everything that they did. They played really well the first set, but also in all of the sets. It was not easy for us to win or make points. They play really good defense. They have really good blocks, so it was difficult for us. But I'm really happy with my team, and I'm really happy that today was a good match for all the teams.